appuntamento con Lo Sapevo, siamo alla seconda fase, quindi ritornano in gioco le Pro Loco che hanno vinto nella prima parte di questa stagione di Lo Sapevo e ritornano in gioco Colloredo di Montalbano e Zoppola. Partiamo con i ragazzi di Colloredo di Montalbano, con Anna Capitano, numerosissimi, pronti? Pronti? Anna, sei pronta? Certo. Ma è una squadra numerosa, eh? Sì. Su cosa vi siete preparati? Un po' su tutto, cultura, sport, enogastronomia? Non si sa. Speriamo bene, dai. Speriamo bene. Questo è il tuo commento iniziale. Sul friulano come siete? Bene? Bene, sì. Su quello non ci sono problemi. Vedremo, lo scopriremo. Intanto andiamo da Zoppola con Laura, che è la nostra capitana. In versione aggressive, con questo pantalone di pelle verde, che è la nuova moda di Zoppola, effettivamente, no? Lanciata da te. Tutti al verde a Zoppola. Come siete pronti per questa puntata? Pronti, sì, sì, sì. Sul friulano? Questo dice tutto, questo... Sì, lo scopriremo solo vivendo. E lo scoprirà soprattutto la nostra filologica, la più giovane, la più bella, la più preparata, la nostra Serena Fogolini. Eccola qua. Bentornata. Componente della Società Filologica Friulana. In questa seconda fase siamo buoni o cattivi col friulano? Ma dai, intanto invinsi e dopo vi dico. La prima parte sarà più buonute e dopo io dico che succede. Ecco, questo lo dice tutto, insomma, della puntata. Quindi siete pronti con le vostre pulsantiere, perché poi parleremo anche delle vostre iniziative, si avvicina Natale e probabilmente tutte le Pro Loco si stanno attivando per le attività natalizie e non solo, quindi lo scopriremo, ma prima andiamo a vedere il primo argomento della serata, il nostro cubo virtuale. Cultura, qui avete 30 secondi da 5 a 10 punti. Quale re di ritorno da una crociata sbarcò sulle coste del Friuli nel 1192 per sfuggire ai nemici? Carlo Magno, Enrico IV, Filippo il Bello, Riccardo Cuor di Leone. Chi tra questi? Avete più tempo per pensarci, eh? Non è Carlo Magno, quindi Colloredo ha ancora la possibilità di rispondere. Tra Enrico, Filippo e Riccardo. Non è Enrico. Partiamo un po' così, ma ci spiega un po' Serena. Sì, tachinda urman con questo avvenimento storico che nos collega il Friul, noi che manco il culla Inghilterra, perché che ovin Re Riccardo Cur di Leon che al torno da Ur des Crosadi sarà dischiampata all'imperador e arriva a Ponta a sbarchiare su un tumpo estut in Talabasse Furlane che alle clare in tali croniche non è scritto di preciso c'è può scalare, non può scalare dal bosco, ma non si sa, e allora se lei a torta alla base furlane, tutti comuni si saranno sì che le sbarchiate a Lignan, lì dalle isole dalle Capi, so se di no a Prisini si saranno le sbarchiate lì dalla Gleseiute di Titian, e invece a Tiarlin si saranno che le sbarchiate lì che come si chiate unica in tutta Italia la Gleseiute intitolata a Sir Thomas Becket, che era noi e mancul che l'arcivescovo di Canterbury di Inghilterra, che era stato assassinato un 20 anni prima che arrivasse Re Riccardo Cur di Leon proprio dentro dalla cattedrale di Canterbury. Brava Serena, avete capito? Avete imparato qualcosa in più. Ma ora andiamo avanti perché, oh, mi raccomando, questa era la prima domanda, concentratevi, ok? Vediamo il prossimo argomento. Territorio, qui avete 15 secondi da 2 a 5 punti in palio. Vogliamo sapere quale comune ha sullo stemma la croce dei Cavalieri Teutonici. San Giorgio della Richivelda, Gradisca di Sonzo, Precenico o San Giorgio di Nogaro? Chi tra questi comuni? Avete ancora 4 secondi per pensarci. 2. Nessuna? Oh, sì, Colloredo. No. No.
No, nessuno ha nasce. dato la risposta perché il tempo poi è scaduto. E perché la bassa è massa lontana di Coloretto e di Sopole e in allora non conosciamo che comunque la ponte il comune di Pressinins che ha avuto una storia peade con i cavalieri teutonici no di poco perché l'uvin come feut in tal 1232 al Vandenant fino al 1623 come loro feut e di fatti Soleil Sator per Pressinins una dalle vis principali è proprio intitolata ai cavalieri teutonici anche mondi di Wem. Ragazzi, partiamo così questa seconda fase. Vediamo subito il prossimo argomento e vediamo se riusciamo a dare una risposta a questo punto. Vediamo. Sport, chi sarà più sportivo tra Zoppola e Colloredo? Parliamo della Pallamano Trieste, nata nel 1970. Quanti scudetti ha conquistato finora? 10, 17, 6, 2. La Zoppola dice 17 ed è corretto, bravi! Allora, sei un'appassionata di pallamano? Allora, quando ero ragazza, Quando eri ragazza? quando ero ragazza, durante le guerre puniche più o meno, i giocatori della Pallamano Trieste si allenavano vicino alla mia scuola. Hai capito? E quindi non potevi non ricordarmi. Non potevo non no. ricordarmi. No, poi con quei Non pantaloni potevo. lì, se non puoi ricordarmi, non puoi Potevo, dimenticarmi. come potevo dimenticarmi? Bene, allora andiamo a vedere il prossimo argomento, mi raccomando Colloredo, Forti. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è all'incirca la distanza in linea d'aria dal centro di Pordenone al centro di Udine? 35 km, 45, 65 55. La distanza in linea d'aria. No, è 45 km. Qua sui chilometri non ci siamo. Vabbè, dai, perché adesso con l'arrivatore. Il bello è che a Zoppola discutono sui chilometri. Siete ancora che discutete No, sui sì, noi sì, sempre. Boh, adesso concentriamoci sul prossimo quiz. Vediamo l'argomento, così poi lanciamo anche il proverbio di questa sera. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. È un dolce tipico della Varresia con frutta secca, panna, mele cotte e cannella. Come si chiama? Pitina, stroc, pestato, bujannik. Vedi, sui dolci non sbagliano a Colloredo. Io non l'ho mai mangiato, non so come sia, Nemmeno ma non io. sono un amante dei dolci io. Quindi voi? Nessuno di Colloredo l'ha mangiato? Sì, lui sì. Com'è buono? Date il microfono all'uomo in giallo, anzi l'uomo che rappresenta il Friuli Venezia Giulia con i colori giallo e azzurro. Io ho avuto modo di assaggiarlo, penso si vede anche dalla stazza, l'ho assaggiato più in televisione volte, un po' sì. è comunque buono, per chi non l'ha assaggiato lo consiglio. Lo consigli? Dove l'hai mangiato? Perché non è che si trova... Se devo essere sincero mi ricordo solo che ero a Resia per una festa, non quindi l'hai chiedetemi mangiato quale. proprio a Resia. Bene, complimenti perché grazie al fatto che tu l'hai mangiato siete riusciti a rispondere alla prima domanda, insomma avete conquistato già qualche punto, quindi vediamo la situazione delle Proloco, com'è dopo questo, ecco, parità, 4 e 4, bene, salvati dal dolce della Varresia. E quindi a questo punto lanciamo il primo proverbio, ma chi sarà il primo a rispondere? Perché sono a parità, quindi lo stabiliamo sulla base del fatto che loro per l'ultima volta sono riusciti a rispondere esattamente e quindi la Proloco di Zoppola avrà la precedenza. Vediamo il proverbio. Bene, allora, voi dite che Otachin Biel Plank, con una roba a vonde semplice, la sagre dai amis e dure 15 dies. Quindi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, aiutandovi naturalmente con la traduzione. Noi daremo per primi la possibilità
A Zoppola di rispondere dopo la pubblicità, ma se Zoppola sbaglia, Colloredo deve essere pronta a rispondere immediatamente. Sono 5 punti palio, ma poi avremo altri proverbi e altri giochi in friulano, oltre a tutti i quiz. Quindi pubblicità, poi ritorneremo con Lo Sapevo, con la proloco di Zoppola e Colloredo di Montalbano in studio. Tra poco. Le proloco di Colloredo di Montalbano e Zoppola. Con Zoppola ci siamo lasciati con il proverbio, con il primo proverbio della serata, in friulano naturalmente loro dovranno dare la risposta. Ma lo rivediamo in grafica, lo leggerà la nostra Serena Fogolini, così lo rivedete anche voi a casa. Allora, e voi sapete che si intende con questo modo di la sagre dai amis e dure 15 dies. Allora, siamo consultati qua con la squadra e abbiamo dedotto che potrebbe significare che le cose belle durano sempre poco, cioè per cui anche sì, tutti buoni a esserti vicini nei momenti buoni, però comunque le cose belle durano poco e sono molto labili. Serena. Allora, dal senso che le cose belle durano poco, però chi mi dice che dura 15 dies. Io credo che la sagra degli amici sia di biele robe. Sì, cioè No? nel senso potrebbe anche essere queste, sono tutti buoni a starti vicino quando stai bene, quando stai male se la danno tutti quanti a gambe, questo è il senso, sono Però, tutti buoni aspetta. a starti vicino nei momenti Boh, difficili. la seconda Sì. versione alla È questa, comedade, no? Perché La sì, è seconda questo, versione è questo, ieri tutti buoni a stare esattamente, vicino nei ieri. momenti difficili, ma non quando stai male, nel senso che sono tutti amici quando tu sei al massimo, però se la danno a gambe quando invece cominciano i giorni Ma più lei l'ha data difficili. subito questa interpretazione? La possiamo tenere buona? Sì, allora dopo queste questioni, no? Sì. Dalla roba biele che Potrebbe dura essere poco, robe che poche, però, sì, il però proverbio anche dice. riferita praticamente alle amicizie false, nel senso che ti stanno vicine nei momenti del bisogno, quando stai bene, però quando hai qualche momento no, se la danno a gambe. Allora, Questo. sopra con la berdella vi ho detto la girata e la voltata, Ecco. ma Ducassi la interpretazione È giusta, giusta. era proprio che si intendeva. Quindi 5 punti per loro, per Sì. Zoppola. Sì? E quindi 5 punti per Zoppola grazie al primo proverbio, ma voi non preoccupatevi, anzi subito pronti con le pulsantiere perché partiamo con i prossimi quiz e poi ci sarà anche il gioco al friulano. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, oltre ad Aquileia, Concordia e Cividale, qual è la quarta grande città romana del Friuli? Tolmezzo, Udine, Codoro e Pozzuglio. Colloredo ha dato subito la risposta. E allora veloce andiamo avanti con gli altri cubi e con il prossimo argomento, vediamolo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Nel 2011 la violenza della Bora nel porto di Trieste arrivò a strappare gli ormeggi di Ursus, ovvero una nave di crociera, una gru galleggiante, uno yacht russo, una petroliera. Chi se lo ricordava Zoppola? Tu? Ah, perché tu sei originaria di Trieste, giusto? Ora come Sì, come Ursus. risponde, Originaria, però vivi a Zoppola? Io vivo a Zoppola, sì, Bene. sono immigrata. Va bene, andiamo Oltre avanti Viser. allora e poi vedremo com'è la situazione quiz. Prolocco intendo, vediamo. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale ingrediente non entra nella preparazione del boreto alla graisana? Aceto, aglio, quello di rospo, pomodoro. Io non so farlo. Ed è l'aceto. Quindi Colloredo sul mangiare. La proloco di Colloredo non sbaglia. Non dirmi che hai mangiato anche il boreto alla graisana, tu? No, meno quello no. Non ne conoscevo nemmeno l'esistenza. Non conoscevi nemmeno l'esistenza. Però vediamo invece com'è la situazione del proloco, nel punteggio intendo,
Colloredo 17, Zoppola 13, perché Colloredo, grazie alla risposta nel cubo cultura, che ha più punti in palio, ha recuperato. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Territorio. 15 secondi da 2 a 5 punti. A fine novembre si è svolta la fiera di Santa Caterina a Udine. Da quanti anni si svolge? 642, 146, 2000 o 325? A Zoppola si ricordavano. Serena si ricorda tutti gli anni, giusto? Sicuro, sicuro. No, brava Sopula, che è una delle sagre cinefiez più viele di Italia, è stata inviata dal 1380 di banda dal patriarca Marquard di Randec e dal principio si faceva fur di Udine, che è appunto il quartier di Santa Caterina. Dopo invece, quando Udine è stata conquistata dai veneziani, l'hanno portata dentro, lì che si fa San Chimondi di Ue in Zardin Grant. La motivazione era che così poteva instare non fossero laris e attentati e viendenant. La verità era che così poteva imbaticarsi e domandare il dazio a tutti i marchiadans che venivano in avanti. Brava Serena! Ed ora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e poi vedremo com'è la situazione punteggio. Vediamo il cubo virtuale. Cultura, qui più punti, più tempo in palio. Le agane, fatte streghe della mitologia friulana, a quale elemento naturale sono associate? Terra, acqua, aria, fuoco. Colloredo, velocissimi. Velocissimi, ragazzi di Colloredo. Anna, hai recuperato, eh? Boh, era facile questo, dai. Facile? Sì. Sì. Vuoi raccontarmi qualcosa, un aneddoto, non so, qualcosa legato alle agane? No, so che se ne parla tanto nella zona di Rivignano. So che sono come delle fatine che escono dall'acqua e Giusto? esseri mitologici così. Sì, sono della tradizione mitologica furlana e li fa di Zalaghe, da Aguana, Agane, vuol dire Aghe, appunto. Giusto? Andiamo a vedere com'è la situazione delle Proloco, con il punteggio. Colloredo 27, Zoppola 17. E allora Zoppola partirà per prima nel nostro gioco. Adesso partirà il jingle tra due lingue. Laura, com'è? Benissimo. Brava, così mi piaci. La 1 o la 2? La 2. Perché la 2? Perché 2? Perché 2 è un numero che ti piace? Mi piace? Poi non andiamo ad approfondire. No, meglio di Allora, no. intanto mi dici che cosa preferiresti, dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Sarebbe meglio del friulano all'italiano. Cara, Invece mi capita il contrario. Ma Ti che è capitato fortuna, dall'italiano guarda. al friulano la busta 2. Vabbè, non importa. Tra l'altro sono tutte parole, possiamo dire, che iniziano con la C. C di Colloredo. C di Colloredo, però tocca loro. È così. Quindi io la dirò in italiano e tu in friulano, originaria di Trieste. Guarda, le potresti saprò tutte, guarda, sicuro. Vabbè, ma ti fai aiutare Certo. dai tuoi colleghi, dalla tua squadra. Allora, partiamo dalla prima, appena la regia è pronta. Con la busta 2. Canzone. Canzone. Sì. Cenere. Cinese. Condimento. Condiment. Canzone. Chanson. Cenere. Sinners. Cinese. Condimento. Cuncia. Sì. Sì, beh, dai, la pronuncia Cuoco. la passi in quince. Cuoco. Cogo. Coccinella. La coccinella. 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 15 secondi. Cucì. Canzone. Chanson. Cenere.
cinese, condimento, quince, cuoco, cogo, coccinella. Tempo scaduto. La coccinella. Come si dice coccinella? La mariuta o mariottine? ma Mariuttine. è vero, c'è anche la finestra. Mariuttine. Poi c'era crampo, La gain, cassetto, scansel, carciofo, l'artichioc, carica carghe, incarghe, chiame. e ceci. E chi? Io dico qui che io avrei saputo. Avanti. E cecipo, i picciui. I picciui. Picciui. Quindi voi siete arrivati fino a 4. cuoco, quindi 4 su 10, 4 benissimo. punti conquistati. Allora, Anna, pronta? Pronti, Quindi dai. sai a te cosa tocca, no? Sì. Ti dispiace? No, no, dai. Anche perché adesso sarò io a dirle in friulano, tutte con la C, quindi sarà di ridì, C di colore. e voi invece in italiano, Mhm. ok? Quindi partiamo con la prima parola in friulano che è cocal, Gabbiano. cicine, Carne. crepe, Crepa. cocal, Gabbiano. cicine, Carne. crepe, Par dal Fessura. quarto. crepe, No. Apertura. cocal, No. Gabbiano. cicine, Carne. crepe, Part dal quarp. Dovete dire in italiano e lo deve dire Testa. Anna. No, cocal, Gabbiano. cicine, Carne. crepe, Cappo. Quello che sta sotto. Cocal. invece che sta Non sotto. puoi dire Collo? tutto. Non posso dire maschio. Cocal, cocal. Gabbiano. Cicine, Carne. crepe, Cervicale. Oh, i sono arrivati di sopra. cocal, Sarcocane. cocal. No. Ah no, tempo scaduto. Messo in tu. Non tocco. Crepe era troppo difficile da mettere all'inizio così. Bravs che di sopula che stava in studierint. Cranio, era in cadisevin. È una triestina che lo sapeva. Allora, crepe era cranio, poi c'era cice, La chice. cice, cagna, La cagna. La cagna. cise, siepe, Cespuglio anche. crodie, cotenna, Sì, la crodica. cosse, gerla, chebe, gabbia, cravoat, croato e chiamar, Chamar. camar, carpino. Chamar. Difficile questo, eh? Boh, ma ieri in capitale sa che sapevano sì. di più il furlan. Vedi com'è? La Vabbè, crepe 2 gli è su stata 10. methode per la liende di Thomas Becket a Tierlins, perché saltava fuori sempre queste crepe e allora si pagava anche le domande dal quiz. 2 su Ai, 10 ai, ai, per Colloredo. E allora adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi preparate le pulsantiere perché ritorniamo con i quiz e poi con anche un altro proverbio. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati a Lo Sapevo con le Proloco di Zoppola e Colloredo di Montalbano, pronte a sfidarsi in questa prima partita, questa prima gara della seconda fase di Lo Sapevo. Ci siamo lasciati con il gioco in friulano e ad ora voglio vedere un po' com'è la situazione. Vediamo se la regia mi propone la grafica del punteggio dopo le 2 parole di Colloredo e invece adesso non mi ricordo quante di Zoppola, ma sicuramente di più rispetto a Colloredo. Quindi vedete 29 punti Colloredo, 21 Zoppola, 8 i punti di distacco tra le due Proloco. Ma andiamo subito con le vostre pulsantiere a giocare i nostri quiz. Sono pronti? Vediamo il primo cubo virtuale, primo argomento.
Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quando si è formato il lago di Sauris? Negli anni 40, nell'età romana, nel Giurassico, nel 700? Nel Giurassico? Chissà se mai. Adesso Colloredo ha la possibilità di rispondere. Negli anni 40, giusto? Tutto ok per Colloredo, per Zoppola, insomma voi eravate ancora nel Giurassico. Sì, noi sì, stiamo cercando i dinosauri. Va bene, è andata così. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Parliamo del premio letterario vinto 4 volte da Gianluca Franco e Raffaele Serafini e 3 volte da Alberto Lucchini e Franco Marchetta. Qual è? Vos de Basse, Bancarella, Zalpar, Furlan o San Simon? Bravi! Bravi ragazzi di Colloredo. E Serena ci racconta un po' del premio letterario. Sì, il premio San Simon, che lei in pratica è il premio più famoso per letteratura in lingue furlane, è arrivata alla sua 43esima edizione, è immaneata dal Comune di Codrop con il patrocinio delle società filologiche furlane e di altri enti e è dedicata all'ingegnere Agnol Pitane, denastai più conosciuto col nome di plume Agnol Dispere. E appunto, dagli ultimi anni viene sempre questo duello tra Raffaele Serafini e Gianluca Franco, che lo ha vinto quest'ultimo anno, dal 2022, e se volete i titoli usaidis, ma us consigli anche di lei, perché gli ultimi sono tutti pubblicati dalle società filologiche furlane. Gianluca Franco l'ha vinto con Play d'Arts, poi dopo ovvina Silvia e Cattedrale di Tarragone, See the Sky About to Rain, Ballade by Teams di Ploe, e l'ultima, lei Una storia sole, biel che invece Raffaele Serafini l'ha vinto prima con sorelle Jevatamont, Conti So Spirit, Bisest, Jesut Talan sfigato dal Covid e poi dopo l'ultimo invece è Crypto Friul. Brava Serena, precisissima. Allora vediamo, chiedo alla regia, possiamo vedere com'è il punteggio adesso? Siete pronti? Pronti? Colloredo 41 e Zoppola 21 per questa domanda vi ha portato in gran vantaggio. Ma andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di questi personaggi dello spettacolo non è nato a Monfalcone? Paolo Rossi, Elisa, Gino Paoli, Modo? No. Quindi rimane Paolo Rossi, Elisa, Gino Paoli. No, ed è proprio Elisa. Elisa non è nata. È nata a Trieste, quella lì. Non è nata a Monfalcone. Vabbè, era un po' anche un trabocchetto, no? Adesso andiamo avanti con il prossimo cubo virtuale, andiamo a vedere il prossimo argomento. Enogastronomia, attenzione a Colloredo che qua non sbaglia sul mangiare, ma forse anche sul bere, ma parliamo di refosco del peduncolo rosso. Si chiama così perché il pedicello diventa rosso quando? In inverno, prima della vendemmia, dopo 5 anni o quando fiorisce? Chi si intende di vino? Vedi, a Colloredo mangiano e basta. E invece dopo la bevono, giustamente. Prima della vendemmia. La sapevi tu? Qualche consiglio dalla squadra? Dagli uomini. Comitiva sommelier. Comitiva sommelier, va bene. Allora andiamo avanti col prossimo cubo virtuale, quindi pronte con la pulsantiere perché poi partiamo, mandiamo anche un altro proverbio. Sorpresa, 30 secondi da 5 a 10 punti. Personaggio del passato, classe 1919, CT della Nazionale, il suo nome è legato a una storica partita. Ferruccio, Valcareggi, Nereo Rocco, Cesare Maldini, Enzo Berzot. Non è Cesare Maldini, quindi c'è ancora la possibilità di rispondere per Colloredo. Non è nemmeno Nereo Rocco, ma Ferruccio Valcareggi. Eccolo qua. Allora, io ho capito che Colloredo sulla gastronomia, cioè sul cibo, non sbaglia.
E perché abbiamo un rappresentante della Colloredo che assaggia diversi piatti del territorio e quindi siete pronti per questo tipo. Invece voi siete più legati, diciamo, al friulano, che siete stati bravi nel gioco friulano, ai vini, insomma, col club sommelier che è dietro di te. Quindi, insomma, queste sono le vostre peculiarità, possiamo dire, almeno per questa puntata. Però dobbiamo lanciare un altro proverbio e quindi in questo caso sarete sempre voi in vantaggio nella risposta, diciamo. Vediamo subito in grafica il secondo proverbio che ci leggerà la nostra Serena. Allora, qua la traduzione è semplice, però come sempre io voglio sapere che si intende. A fuarce di tacons si mudin i bregons. Allora, qui vi dovete consultare, quindi vi consulterete con la squadra. Se Zoppola non darà la risposta esatta, Colloredo si deve già preparare per dare una risposta che non sia naturalmente la stessa di Zoppola. Quindi io vi do qualche minuto di tempo, il tempo della pubblicità, andiamo poi in anticipo, poi recupereremo nel prossimo blocco perché parleremo anche delle iniziative delle Proloco, quindi pubblicità, poi ritorneremo a Lo Sapevo con le Proloco in studio. Lo Sapevo con le Proloco di Zoppola e Colloredo di Montalbano in studio. Ci siamo lasciati con un proverbio e effettivamente la Proloco di Zoppola ci ha pensato parecchio durante la pubblicità, ma lo rivediamo in grafica e lo leggerà la nostra Serena. A fuarce di tacons si mudin i bregons. Allora, potrebbe essere questo, cioè a forza di insistere su qualcosa che sai già di partenza che non ti potrebbe andare bene, fai peggio di quello che ti potresti aspettare, cioè nel senso, a furia di insistere su qualcosa, nell'essere sempre, cioè un po' come dire tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, a furia di insistere sempre su qualcosa che sai che è impossibile, che ce la puoi fare, ti ritrovi praticamente, io la vedo così. Noi è propit che si intende con questo modo di. E allora mi ritiro. E allora si ferma e io dico Colloredo che è già così, le muse tutte scaturite, no? Nel senso che noi abbiamo avuto di pensare, No, ho provato a buttare un par di idee. E secondo me una soluzione disegna può essere che quando si chiappa in tante delusioni, tante cantonate, disegni, e si finisce per cambiare carattere, cambiare spirito, cambiare atteggiamento. Nessuno di altri se l'ha provata a voltarlo alla lettera e c'è che vuol dire? Si vede no? No. Quindi non possiamo non né di cane né di là, no? Nel senso che a forza di mettere a peccia si cambia la roba che era dal principio. Che salva se di che tu conti, se di qualcuno di altri lo aveva suggerito, però non glielo aveva fatto per buono. Stavi chiamando loro due che sì? No. Cioè, lo avevi importato. Col microfono, però altrimenti non ti sentiamo, a casa non ti sentono. Lo avevi involtato per italiano, però avevi dato un significato differente. Ecco, sì, non avevi pensato bastava alla proprio peccia. restare fersa lì, no? Detto le situazioni, se metti massera a peccia si cambia dal tutto, cioè che era la roba dal principio. Niente, nessuno conquista i 5 punti in palio per il proverbio. Vabbè, è andata così. Invece chiedo alla regia di farci vedere com'è la situazione punteggio, perché così vediamo, giusto per Colloredo 41 e Zoppola 23. Che brava lui. Però abbiamo il friulano e quindi tra due lingue pronti per la scelta della busta col jingle. Laura, quale scegli? 4. 4. Vediamo che cosa hai scelto. Allora, questa volta hai scelto dall'italiano al friulano.
E questa volta la nostra Serena ha scelto località. Su un paese che ha dentro la Z. Perché mi commentava sopra, no? Z? Prima era il colorete e chi dentro è sempre... Hanno notato in tutti per Z perché sì, in Friuli è difficile chiataio, tutti. Però hanno dentro la Z. Va bene. Quindi dall'italiano al friulano la busta 4, io dirò in italiano, tu in friulano, come ormai ti stai abituando. Quindi andiamo con la prima parola, che è il primo paese. Ampezzo. Ampiec. Ampezzo. Piec. Ampezzo. Io che si suggerissi in fra il proloco, è arrivata fin qua, l'hai sentito io. Ampiez. Ripeto Ampezzo perché dovessi dircelo correttamente. No, c'è la Z all'interno. All'interno. Zampiec. Io ci provo. Rimane in mezzo la Z, Ampezzo, ma è in italiano la Z. Lei che l'avevi detto? Ampezzo. Dimpiec. Bolzano. Bolcian. No, Ampezzo. Dimpiec. Bolzano. Bolzano. O gliela accettiamo perché Brazzano? lavorano. Braccian. No, tempo scaduto. Brazzano e Breccian. Brecciana, sì, e un pezzo è Dimpec, mi raccomandi. Sì. Sì. Bolzano e Bolzan. Cavazzo, Chiavac, Clauzetto, Clauset, San Lorenzo, San Lurinc, Pinzano, Pincian, Pozzo, Poc, Poc, Pozzecco, Posec e Poggio Terza Armata, che si chiama, si dice Sdrausine. sì, cambia tutto. Quindi dobbiamo dire quante sono rimasti su Bolzano loro? Sì, Due. fermi là. Due parole. E adesso tocca a Colloredo con la busta 3. La busta 3, Anna, Pronti? pronta? Sì, dai. Tu parli friulano quotidianamente? Sì, a chiesa brava. sì. Brave che frutte! Allora, dal friulano all'italiano, quindi tocca a te sempre l'italiano, io le dirò queste parole, quindi questi paesi, anche qui, no? Sì, sono Sì, tutti sempre paesi, paesi. in friulano e tu in italiano. Quindi partiamo dalla prima, che è Bunzic, Bonzicco. Colse, Colza. Darzin, Darzin. Darzin, Darzin, Valdarzino. Arzino. Bunzic, Bonzicco. Colse, Colza. Darzin. Arzino. Sì? No, no. Bunzic, Bonzicco. Colse, Colza. Darzin. Vitodasio. Darzin, Darzin. non mi entra. Darzin. Vitodasio. No. Aia. Vedi che non combina. Bunzic, Bonzicco. Colse, Colza. Darzin. Darzin. Sono posti che non frequento. No. Arzene. Sì, Griz. Griz, Grizzo. Guriciz. Goricizzo. No? Bunzic, Bonzicco. Colse, Colza. Darzin. Arzene. Griz, Grizzo. Guriciz. Goricizzo. Ah, tempo scaduto, non ho sentito, Anche scusate. io. Allora, quindi a questo punto io chiedo alla regia, il tempo è scaduto quando? Quando ha detto Grizzo o Guriciz? Ma Guriciz non lo ha detto. Non l'ha detto, quindi rimaniamo su 4 parole su 10. Quindi l'istizza e l'estizza, poi c'era, Lonzan, Lonzano, Manzignel, Manzinello, Maranzanis, Maranzanis e Russiz Disot, Russiz inferiore. Difficili paesi, È un tic. sì. 4 su 10. Grizzo no. Così. Allora ragazzi, qui adesso è arrivato il momento di parlare delle nostre iniziative, ma è arrivato il momento clou della puntata, perché dobbiamo fare un saluto da Colloredo, giusto? Chi lo deve fare il saluto? Come ti chiami? Viezzi Bruno. Bene. Colloredo Montalbano. Di Colloredo Montalbano.
Chi dovevi salutare in particolare? Le 5 ragazze che lavorano da Mema, Sì. del bar da Mema. E poi anche la Bertilla di Coloredo. Sei a posto? Basta così? Bene, allora facciamo un applauso, salutiamo anche noi. Allora, no, per par condicio, vediamo se anche Zoppola deve fare un saluto. Noi Sì? salutiamo, anche noi abbiamo dei saluti da fare. Ad Antonio, ciao, guarisci Antonio? presto, un bacio. Qua arrivano anche i baci, E poi abbiamo da Invece con Matteo della Roberto che a Moena quando ti Sì, ma adesso becco. non c'è l'utile. No, ma c'è una tutto il cosa paese, tutto il No, ma paese. è sgaia questa, li saluta tutti, li bacia tutti. Certo. No, vabbè, dai, ma adesso io devo andare da Coloredo, dai ragazzi di Coloredo, adesso basta, non salutarli più. Adesso con Matteo invece parliamo di tutte le iniziative della Proloco di Coloredo e Montalbano, anche perché mi avete mandato una locandina che fa riferimento a un evento prossimo. Dovremmo avere le foto e la locandina presenti. Sì, noi per la puntata. diciamo il 17 e 18 dicembre a Coloredo di Montalbano organizziamo un evento che si chiama Castello di Natale, un evento organizzato col patrocinio del Comune di Coloredo con l'aiuto della comunità culinaria del Friuli e di AgriFood, ed è un evento che nasce dalla sinergia di più realtà che sono presenti sul territorio. La Proloco di Coloredo, l'Alveare di Udine, che è una realtà che si occupa di valorizzazione e commercio di prodotti del territorio, e Body Market, che è una realtà che si occupa appunto di valorizzare le attività artigiane. È un evento che durerà 2 giorni, sabato 17 e domenica 18, all'interno del Castello di Coloredo, all'interno praticamente dei confini del Castello di Coloredo. All'esterno nel cortile ci sarà un mercatino fatto appunto di prodotti artigiani e prodotti gastronomici, ci sarà un chiosco della Proloco dove si potranno gustare alcuni prodotti tipici del territorio collinare. All'interno del castello avremo la possibilità di vedere una sala immersiva, che è una sala realizzata dalla comunità collinare, all'interno della quale praticamente uno si immerge proprio nel territorio dell'intera zona collinare. Faremo delle visite guidate domenica 18, sempre in castello lì a Coloredo, sono le visite classiche che facciamo durante tutto l'anno, e saranno attivi dei laboratori per grandi e piccini con decorazioni di torte, realizzazioni di ghirlande e centro tavola. Tutto un evento diciamo dedicato al Natale. Qui abbiamo visto un po' di immagini invece che fanno riferimento un po' a tutte le altre vostre attività durante l'anno. Sì, noi abbiamo diciamo una grande attenzione ai bambini delle scuole elementari dell'asilo, che sono appunto lì a Coloredo. Infatti stiamo realizzando attualmente l'albero di Natale proprio con le ghirlande e con le decorazioni realizzate dai bambini appunto delle scuole. Organizzeremo la prossima settimana anche l'arrivo di Santa Lucia nell'asilo. Abbiamo Santa Lucia con gli asinelli che arriva. Devo ricordarmi. Sì, prossima settimana martedì arriva anche Santa Lucia, e proprio in questi giorni è arrivato invece l'elfo, l'aiutante di Babbo Natale all'interno dell'asilo, a portare dei doni. Bravi ragazzi di Coloredo. Invece qui c'è Elberg che parlerà delle iniziative di Zoppola, giusto? Sì, iniziative che vengono fatte nel territorio comunale, no? Perché come ogni anno in prossimità delle feste natalizie si moltiplicano le iniziative sia da parte dell'amministrazione comunale, delle altre associazioni e naturalmente della Proloco. Allora, in ordine cronologico, così per non sbagliarmi, l'11 dicembre presso la Galleria Civica d'Arte Celso Costantini sono state inaugurate. No, si inaugureranno perché due mostre, no? La mostra collettiva di 52 artisti dal titolo In ogni sguardo e contemporaneamente l'esposizione in attività e presepi collegata al Giro Presepi del Friuli Venezia Giulia. Sì. L'ingresso è libero naturalmente e sarà visibile fino al 15 di gennaio. Sempre nella Galleria Civica, no, rivolte però ai più piccoli, sono 2 iniziative. Domenica 18 dicembre si svolgerà un laboratorio con l'artista Alessandra Gusso, e invece la domenica, questa più avanti, l'8 gennaio, ci saranno laboratori di lettura condotti da Maria Baliana. Nella frazione di Murlis, il 13 dicembre, no, sarà inaugurato l'affresco dal titolo Affresco per la pace, fatto da un artista locale, insomma, ecco, progettato appunto da Alessandro Lazar e Vico Calabrò.
La Proloco cosa combina? Allora, la Proloco espone in piazza Vittorio Emanuele tre presepi, no, di diverso stile, quello rustico friulano, poi uno stile acquatico con un trabucco con sempre la natività e poi un'ambientazione delle favelas. Però hanno una particolarità, no? Che per illuminarli è necessario salire su una bicicletta e pedalare. Cioè, quindi sono presepi, oltre ad essere interattivi, a basso impatto ambientale, e sono ecologici. No? Insomma, è una mostra dove gli adulti devono essere accompagnati dai bambini se vogliono vederli se vogliono accesi, no? Sì. E quindi sì, anche perché poi la bicicletta è a loro portata. Ed è una cosa, sì, secondo noi simpatica. Abbiamo visto anche dei pignarul, abbiamo visto delle foto. Dopo... No, hai un elenco infinito? No, perché dobbiamo fare anche la trasmissione di Natale. Sì, arriviamo a Natale, già che mangiamo il panettone. Dunque, un'altra iniziativa che per noi è molto importante, il 22 dicembre, presso l'Uditorio Comunale, ci sarà la serata di presentazione dei nostri famosi quaderni zoppolani, con musica e lettura scenica di alcuni articoli del 20° volume, appunto, dal titolo Laux, Chasis, Stai e Curtif, quindi un concentrato, no? Cioè un tema molto sentito che lega i friulani di oggi e i friulani del passato. Testi, immagini e poesie raccolte nel nostro territorio con il contributo anche degli emigranti, che loro anche collaborano, se sono, sì, le abbiamo perché viste raccontano. Nelle foto, in effetti, ecco. c'erano. E abbinato a questo c'è anche la presentazione del lunare del Comune di Sopula. Poi arriviamo già, finito Natale, eccetera, alla Befana, il 5 gennaio. Okay. Allora mandiamo in onda le foto del Pignarul, visto che ce le abbiamo. Sì, anche Zoppola non è immune al Pignarul, quindi delle associazioni come i ragazzi Poincico, il Tiglio di Orcenico Superiore e la Piazza concludono il programma natalizio. L'ultima cosa che voglio segnalare, certo, perché è importante, ritengo importante appunto menzionare la mostra dell'artista di Zoppola, Stefano Ius, di cui dovremmo avere la locandina, quindi chiedo alla regia di proporre. Dal titolo Del coraggio quotidiano, alfabeti tra il magnetismo di Nicola Grassi e i graffiti. Cioè un titolo complesso, però lui sta presentando questa mostra a Venezia. E quindi sì, ne vale la pena. Arrivato a Venezia vuol dire che proprio merita la pena, diciamo, facciamo nominarlo. Anche l'applauso. Quindi hanno tante iniziative le nostre Proloco, complimenti, però dobbiamo vedere chi ha vinto questa puntata e quindi chi riesce a raggiungere i quarti di finale. Lo sapevo. Vediamo chi ha vinto questa puntata. Colloredo di Moltambano, 45 punti. Colloredo va avanti. Zoppola, simpaticissimi, tanti baci lanciati, ma è andata così, insomma. Vi concentrerete sulle vostre iniziative, che sono tante. Certo. E io comunque vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione e vi rinvito alla prossima edizione, perché poi sul friulano ormai siete lanciatissimi. Ci siamo preparati. Devo dire la verità, un premio per chi si prepara per il friulano bisognerà pensarlo per il prossimo anno. Ma ben volentieri. Grazie. Grazie alle nostre Proloco. Colloredo ritorna. Preparatevi per il gioco dell'avversario, quindi quando saprete chi sarà il vostro avversario dovete studiare tutto sul vostro avversario, mi raccomando. Va bene. Quindi dovete seguire la prossima puntata per sapere chi affronterete. Io vi ringrazio Serena Fogolini per essere stata in nostra compagnia. Ringrazio la regia, Giandomenico Ricci, Paolo Bassi, ma va un super bacio e abbraccio, e questo lo mando io, al nostro Simone Caramaschi. Ciao e grazie per tutto Simone. Ci vediamo alla prossima.